Benvenuti alla terza edizione del Ponte dei Sapori qua a San Secondo. C'è molta gente, molte persone, siamo alle mie spalle, c'è la Rocca, dove ci sarà la presentazione dei norcini sulla lavorazione del maiale, quindi sulla produzione della spallacotta, del culatello, prodotti tipici della Bassa Parmense, di San Secondo in particolare, e nasce proprio con l'obiettivo di mantenere e far rivivere la cultura di un tempo che è attuale ad oggi, perché in tutti i ristoranti è presente la spallacotta di San Secondo, quindi merita di essere rivista, di essere verificato come viene prodotto proprio sul campo, e quindi qua a San Secondo. Siamo riuniti nella Rocca di San Secondo nella presentazione di un libro, Maiale Mon Amour, editrice Battei, con il sindaco e l'autore del testo. Volevo fare qualche domanda al sindaco, intanto per questa terza edizione del Ponte dei Sapori e nello specifico la presentazione di questo libro che darà una ventata di novità e anche, immagino, di presentazione anche di un'attività che presso la Bassa Parmense si è sempre sviluppata ed evoluta. Intanto è molto positivo, questa terza edizione finalmente abbiamo avuto anche la fortuna, ci ha aiutato, quindi il bel tempo, e davvero si annuncia l'edizione dei record, anche perché rispetto all'anno scorso che era stata una giornata funestata veramente dalla pioggia torrenziale, non può che andare meglio, ma davvero anche questa splendida giornata ci aiuta a realizzare una grandissima affluenza. Questo è positivo. Poi sì, visto che questa giornata è il pretesto poi per far organizzare questa giornata, comunque per portare la gente a San Secondo a mangiare la nostra spalla, è il nome della spalla, quindi questa grande iniziativa che è stata organizzata da Comune San Secondo e Tre Casali, anche prima di pranzo, insomma, prima poi di dedicarci ai piaceri della tavola, era giusto anche dedicare un po' di spazio alla cultura, quindi anche a tutto quello, alla storia del maiale, che poi è appunto il motivo per cui anche la nostra Bassa è tanto conosciuta, la valorizzazione di tutte le parti del maiale, a San Secondo la spalla, e quindi dobbiamo parlare di questo libro appunto, che di questo parla, del fatto che del maiale non si butta via nulla davvero, ma dell'importanza che ha avuto nella nostra cultura, nella nostra provincia, ma soprattutto nella nostra Bassa, il maiale, l'utilizzo, anche insomma tutta la storia e la partecipazione anche rispetto all'economia che ha sempre avuto il maiale. Devo dire che tra l'altro la presenza in paese è abbastanza numerosa, insomma, di persone, di curiosi. No, infatti, come dicevo, era ancora presto, però insomma senz'altro l'attesa che c'era e soprattutto questa magnifica giornata davvero ci fanno pensare che raggiungeremo dei record di partecipazione. Perfetto, la ringrazio sindaco. Adesso qualche domanda anche all'autore, insomma, del testo. Io volevo chiedere a nome di tutte le persone, insomma, qual è la caratteristica, la peculiarità di questo libro e che cosa l'ha spinta a svilupparlo, insomma. Intanto mi sono divertito molto, perché questo libro vuole soprattutto essere una cosa divertente. Non è un libro tecnico, ma è un libro che spiega alcune cose in questo mondo particolare, che va dal norcino, figura oramai desueta da noi, ma oramai credo in tutta Italia desueta, fino ad arrivare a come si serve
l'affettato come si servono i salumi in tavola. Quindi è un percorso simpatico e difatti il maiale Mon Amour vuole essere divertente da leggere e vuole essere anche però un libro che dà qualche indicazione da seguire, ecco, qualche indicazione che può essere utile anche per la massaia. In fondo abbiamo poi anche delle ricette, abbiamo delle poesie gastronomiche tradotte in italiano di Renzo Pezzani. È un piccolo excursus su questo mondo che ci è così vicino ma che a volte è anche così poco conosciuto. What's the matter with me? Nobody loves me. I just happen to be unlucky in love. It seems that every time I make a date I know from the start someone's gonna break the day and break my heart. What's the matter with me? I'm awfully moody. Must my love affairs be like Punch and Judy? I always walk with myself and talk with myself, and my heart and I agree. I'm not hard to take, so for heaven's sakes, what's the matter with me?